Ma è scandaloso il fatto che si sia dato vita a una nuova figura del fallito. Una volta i falliti erano quelli con i debiti, oggi sono quelli con i crediti. Penso che anche quest'ultima notizia vada in questa direzione. Ivano Polita allunga la lista nera, nerissima. Dal 2009 ad oggi 50 imprenditori veneti che si sono tolti la vita a causa della crisi. Il motivo quasi sempre lo stesso, mancanza di liquidità. Clienti che non pagano e accesso creditizio negato, una catena infinita. A Noventa e Sandona di Piave la Confartigianato conosceva bene, sessantenne, apprezzavano la sua onestà. È un copione che purtroppo si ripete. Forse non si è fatto abbastanza, non si è fatto tutto e che ci sono ancora molte cose che si possono fare per ovviare a questa situazione. Per chi ogni giorno vede e sente situazioni ormai al limite della pressione, nel menino delle polemiche finiscono tutti. Il territorio si deve prendere carico anche di queste cose. La politica in primis avrebbe dovuto fare qualcosa di più per salvaguardare chi lavora e chi ha il diritto di essere remunerato per la prestazione data. Dalla CGIA di Mestre arriva l'appello alle banche. È giunto il momento che gli istituti non lasciano più nessuno da solo, dice Giuseppe Bortolussi. Dopo i consistenti aiuti dati dalla BCE alle nostre banche, è bene che questi soldi vengano prestati all'economia reale. Intanto la Regione si rivolge direttamente al governo. È un segnale che ci inquieta, ma soprattutto la volontà di ricordare che noi potremmo pagare i nostri fornitori, invece di pagarli dopo un anno e mezzo, ma Roma con il patto di stabilità ci blocca 1.350 milioni presso la tesoreria unica.